tutti, mi chiamo Daniele De Corte e coordino la motostaffetta friulana. È per me un grande piacere darvi il benvenuto a questa iniziativa intitolata 25 anni di eventi in Friuli Venezia Giulia visti dalla motostaffetta friulana. Abbiamo contribuito con il nostro servizio alla sicurezza e all'organizzazione delle manifestazioni e oggi suggelliamo tutto questo per immagini attraverso un prezioso libro realizzato grazie al sostegno fondamentale della Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordini. Per voi sembri ieri quando avete iniziato, ma 25 anni sono tanti al fianco di tutte le organizzazioni, degli eventi, dei grandi eventi che abbiamo avuto in questi anni. Il grandissimo lavoro che Motostaffetta ha fatto assieme a tutta la macchina organizzativa che avete dato un contributo fondamentale. Quindi grazie e buona giornata a voi. Tappa che è stata ed è oggi un'icona del ciclismo mondiale. Grazie naturalmente a Daniele e a tutta la motostaffetta per quello che avete fatto in questi anni. Oggi ci fa piacere ricordare momenti felici e entusiastici, ma è altrettanto importante ricordare chi ci ha prematuramente lasciato. Roberto Moinas, una persona dalle qualità davvero speciale, umile, competente, affidabile, mai sopra le righe, sempre disponibile con tutti. Patrizio Bugliatti, un carabiniere vero a tutto tondo, a volte anche un po' fracassone, sì, ma con un cuore immenso, uno di quelli che quando arrivava lo capivi subito, si faceva sentire, faceva sorridere, faceva muovere le cose, ma soprattutto era uno che non stava a guardare, c'era sempre, pronto a dare una mano, pronto ad agire. Voi avete dato dei riferimenti insostituibili non solo nell'attività professionale che fate, essere disponibile a fare qualcosa per la comunità, per le comunità, non solamente in ambito sportivo. Quell'azione che avete svolto di solidarietà nel portare i medicinali, quant'altro, le persone che soffrono. Veramente hanno interpretato quello che era il servizio e lo spirito di prossimità che volevamo trasmettere in quel momento. Dopo il fondamentale contributo dell'ex direttore Guglielmo Perlasso, che ha gettato le basi della nostra presenza all'interno della Protezione Civile regionale, il rapporto è proseguito e si è ulteriormente rafforzato sotto la direzione dell'ingegnere Aristelli. Un applauso a Daniele perché non l'avete ancora fatto. Io voglio solo porre l'attenzione su questa eccellenza che abbiamo, perché è un'eccellenza che ci contraddistingue rispetto al resto d'Italia, avere i volontari pure moto. È un motivo di grande orgoglio, non solo personale, ma per anche il ruolo che ricopro per l'istituzione che ho l'onore di rappresentare quest'oggi assieme ai miei amici qua presenti. Quando siete nati era una scommessa, forse anzi un circolo di appassionati di moto che avevano voglia di trovarsi, di farsi il suo giretto, poi l'evoluzione è stata veramente straordinaria.
Oggi probabilmente non poteva esserci modo migliore per raccontare questa straordinaria realtà. È stata raccontata attraverso le immagini di questo libro, è stata raccontata attraverso le tue parole, è stata raccontata attraverso gli interventi delle tante persone che sono intervenute.